E ora sentiamo cosa bolle in pentola per la puntata serale di Canta il Piemonte, linea Piero Montanaro e i suoi artisti. Buonasera amici miei, grazie innanzitutto perché giovedì scorso siete stati tantissimi a seguire il nostro programma Canta il Piemonte, le voci della nostra terra, e ne valeva veramente la pena perché avevamo degli ospiti bravissimi e prestigiosi, tant'è che agli ospiti bravi si chiede di fare il bis. E quindi eccoli qua, ancora una volta con noi e per voi, Elisabetta Viviani, eccola qui, nel suo splendore e nella sua bravura. La volta scorsa Alessandra è arrivata praticamente alla fine, ma questa sera ti chiede, mi raccomando, Alessandra ci proporrà delle canzoni da pelle d'oca. La nuova rivelazione della canzone piemontese arrivano da Aliano Terme, sono i Masca, eccoli qua, questi tre ex ragazzi di una volta. A proposito di ex ragazzi, che dire, Claudio Damiani, di lui si può dire tutto, ecco, il termine giusto è music maker, perché è vero? Cosa volevi dire? No, grazie. Durante la pubblicità, perché adesso abbiamo un minuto. Non lo sapevo, music maker. Si vede che sono perspicace. Che dire di lui? Un altro artigiano della musica. La volta scorsa ci ha fatto ascoltare i suoi grandi successi e anche questa sera parleremo dei suoi successi e di tante altre cose. Matteo Ganci, da Villa Stellone, originario della Sicilia, questa sera mi ha promesso che proporrà 2 classici della canzone piemontese. Non vi rivelo altro. Chi c'è? Aldo Batti. Ma Aldo Batti vi ha fatto ballare per anni, amici piemontesi, e quindi l'ho ritrovato, l'ho pescato ed è venuto qui con noi per farvi ascoltare altre chicche. La volta scorsa ci ha proposto alcune canzoni e poi dulcis in fundo, dicevano i latini, capitanati dal maestro Marco Picchiottino, i piccoli cantori della Valle Sacra. Sono loro che continuano la tradizione del canto piemontese e quindi vale veramente la pena poterli ospitare tra pochi minuti qui a Canta il Piemonte, le voci della nostra terra. A dopo, amici miei, mi raccomando. E vorrei chiamare i Masca, la nostra rivelazione di questa sera. Lo ricordiamo ancora una volta, noi cerchiamo nel nostro piccolo di creare un piccolo tesoro di canzoni in piemontese, ma soprattutto di cercare di andare a scoprire artisti che continuano a scrivere e a cantare in piemontese, ed è in questo caso i Masca, questo gruppo, questo trio che arriva da Aliano Terme. Adesso mi porto vicino al cantante e chitarrista. Allora, vuoi dire il tuo nome, che io non ricordo più? Eric. Poi voi scrivete le vostre canzoni, naturalmente, sì. Sì. E lui è il batteriologo? E lui è quello principale. Poi che si chiama? Andrea. E lui è Paolo. Allora, Eric, Andrea. Paolo e Andrea. Allora, i Masca, perché i Masca? I Masca perché è una figura allegorica legata al nostro territorio che ci faceva... Al Masche, esattamente, e ci faceva piacere prenderlo come simbolo, come mascotte della nostra band, provenendo noi, avendo proprio anche l'idea di portare la cultura del Piemonte, al momento solo in Piemonte, ahimè, però niente, appunto, per dare questo senso di appartenenza territoriale, ecco. Tra l'altro io ho visto anche su YouTube avete dei video che fate voi. Sì, noi pubblichiamo quasi ogni nostra canzone accompagnata da un videoclip. Anche le prove, tra l'altro. Sì, e facciamo le prove online, andiamo online su Facebook, su Twitch e su YouTube tutte le settimane, 1 o 2 volte a settimana. Quando è che provate, scusa? I giorni sono variabili, comunque più o meno la domenica sera, quasi sempre.
E avete amici che vi seguono, sì? Sì, cioè abbiamo parecchi amici, anzi che salutiamo, vorremmo salutare un nostro amico che si chiama Thomas, che ci segue tantissimo e ci ha chiesto di salutarlo online in televisione, ci fa molto piacere. Perfetto, adesso i Masca che cosa ci propongono? Masca! Dobbiamo dire che per chi non sapesse chi fossero le Masche, era questa figura un po' Era una figura magica, un po' tra la strega e il fantasma. la fattucchiera. Esattamente. Era questa donna che si trasformava in gatto, in cavallo. La cosa bella è che ogni paese, ogni vallata, ogni monte ha il suo racconto, la sua forma delle masche. E ad Agliano? Ad Agliano ce ne sono diverse, la più famosa è una che è vicino a casa nostra ed è una capra che va in bicicletta. Quindi neanche una capra che va in bicicletta. Poi sicuramente ce ne sono anche altre, però noi in particolare dove proviamo noi c'è quella leggenda lì. I Masca in Masca. Attenzione, arriva la masca, scappi ma non basta. Fantasmi sai chiamar e i tuoi sogni soddisfar, ma questa volta ti è andata male perché la masca non puoi controllare. Lei ti segue senza sosta, non puoi urlare né gridare. Se ti trova una proposta, la tua vita vuol barattare. Scappi ma non basta. Corri nel bosco carico di offerte, cibo e denaro puoi offrire, ma in fondo sai che la masca solo di anime non si può nutrire. Non guardare nello specchio il suo volto, tu vedrai la sua voce nel tuo orecchio e il terrore scoprirai. Hai paura della masca, il pensiero ti sovrasta, quando esci dalla gola oppure entri nella vasca. Dici basta ma non basta, non la freghi, non ci casca. Mi ha fregato tutti i sogni con un buco
I Masca con la Masca. Oh, tanti piccoli cantori, preparatevi, qui sotto. Avete giocato molto sul nome Masca, perché avete fatto un pezzo ska, no? Esattamente. È così. Allora, grazie ai Masca, intanto si schierano i piccoli cantori della Valle Sacra che sono tornati anche questa sera con noi. Alcuni minuti di pubblicità, pochi mi raccomando, e voi state con Canta il Piemonte, le voci della nostra terra. A dopo! Piazza dopo piazza, paese su paese, nuovi amici troverò. Allora, Andrea, Eric e Paolo, ad una certa età si perde la memoria con tutto il resto. I Masca li abbiamo già presentati, li abbiamo già proposti prima, un gruppo che arriva da Liano Terme e che continua a scrivere e a cantare en piemontese. Nella puntata scorsa ci ha colpito in modo particolare la loro versione di Serenata Ciucatunga. Adesso però andiamo ad ascoltare una vostra canzone, ed sarà la canzone che chiuderà questa puntata di Canta il Piemonte. Nembon. Come dici Nembon? Perché già tu parli già un po' come quelli di Canelli, no? Nembon. Un pochettino sì. È vero. Molto da dove può essere Nembon, Nembun, a seconda da che valle arrivi. Dillo Nembon. Vedete le sfumature del piemontese? Noi diciamo Nembon, Bon. Allora, Nembon fa cosa? No, è una canzone che ci teniamo a raccontare un secondo quello che significa. È una canzone seria che racconta un po' la lotta generazionale tra la nostra generazione e quelli un po' più vecchi, e che è un ricordo che abbiamo quando eravamo anche noi un po' più giovani, che quelli più vecchi ci dicevano sempre Tenenbon, e questo un po' ci dispiaceva perché sembrava che non Scusa, traduciamo perché non capisce più. Non sei capace? Non sei capace, no? Ed è un po' una canzone contro questo tipo di comportamento che non fa piacere ricevere, no? Perché vorremmo tutti essere capaci, però farselo dire Tenenbon è brutto, via. È una canzone che racconta questo rapporto, via. Ecco, prima di ascoltare così la canzone, prima di chiudere la puntata, continuate a scrivere canzoni, sì? Sì, allora, noi abitualmente produciamo musica in italiano, però il piemontese, da quando abbiamo capito che è così bello, e da quando abbiamo capito che effettivamente ci fa fare dei numeri, ci valorizza il nostro modo di suonare, lo stiamo portando avanti e continueremo, seppur lentamente, ma comunque sia, a scrivere in piemontese. Questo vale per voi, e per chi magari ci segue da casa, lo ripetiamo, lo sottolineiamo. Canta il Piemonte è anche una vetrina per chi continua a cantare e soprattutto a scrivere canzoni in piemontese. Quindi vi invitiamo a prendere contatto con noi, con Telecupole, con me personalmente, eccetera, per darvi questa opportunità di venire a Telecupole a farvi ascoltare, perché la canzone piemontese possa avere ancora un grande e bel futuro. Ringrazio i Masca. Prima di cedervi la parola musicale, vorrei chiudere, salutare e ringraziare tutti i collaboratori, quindi la parte tecnica in modo particolare che ha lavorato con noi, e la parte che non si vede ma che è molto importante ed è fondamentale per la buona riuscita. Ringrazio tutti gli artisti che sono stati con noi. Arrivederci, e per il prossimo giovedì per un'altra puntata. Credetemi, ogni giovedì con noi ci saranno ospiti prestigiosi per far sì che la canzone piemontese possa essere seguita, perché lo dico per quelli che mi dicono: ma cosa c'entrano certi ospiti? No, sono molto importanti, perché valorizzano la nostra trasmissione e fanno sì che siano tantissimi a seguirci. Grazie a tutti, e come sempre da vicino e da lontano i più cordiali saluti musicali firmati da Piero Montanaro. Buonanotte, i Masca da Liano Terme, Nembun. Tu laurea in ingegneria, tirocinio in torneria, a son medico anche in dottor, design a mirador, agir sol mei cogliè, basta ma che travagliè con che due cognizioni, ma tita meta organizzazione, anche il problema me
Nembo, non sta grita nembo, barba scuffia nembo, a fasne di pastis nembo, tu sai che son da chi nembo, 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 nembo. Sono simpatico e dosciana, tanta mensa grinese, un diuloge anche se da sta corte voi anderia, anche me comande a camea, a caglia il problema, me dona cap del sistema chi la ragione, perché te da mente, me sono me capisci, la parola sulla tribuna. Nembo, non sa gridare nembo, barba scuffia nembo, a fasne di pastis nembo, tu sai che son tachis nembo, 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 nembo. Toia buja bocha pasmela talocha mancalcan locha la cua boya faus pasmela scua giras percia toia buja bocha pasmela talocha mancalcan locha la cua boya faus pasmela scua nembo non sa grita nembo barba scuffia nembo non fasne di pastis nembo tu sai che son da chi nembo 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 nembo. Piazza dopo piazza, paese su paese, nuovi amici troverò.